Una mappa aggiornata di tutti i servizi a favore delle donne e dei minori vittime di violenza, un maggiore dialogo tra tutti i soggetti coinvolti attraverso procedure definite, modalità comuni per la valutazione dei casi e gli interventi di accoglienza e di sostegno. La Regione prova a dare la svolta sul contrasto alla violenza contro le donne con il nuovo protocollo presentato dall'assessore al sociale Manuela Lanzarina a sindaci, dirigenti delle ULSS, associazioni e volontari del Veneto. Far sì che tutti i vari soggetti, e quindi centri antiviolenza, operatori sanitari, comuni, amministrazioni locali, la parte appunto degli avvocati, delle forze dell'ordine, le farmacie, i consultori, insomma tutti i vari attori siano coinvolti appunto in un protocollo di questo tipo e quindi ci sia un linguaggio unico e ci si possano fare degli interventi uniformi in modo da essere pronti per l'emergenza. Episodi drammatici come quello della settimana scorsa a Lonigo, riflette l'assessore, ci danno talvolta l'impressione di ascoltare un bollettino di guerra. In Veneto, oltre a una specifica legge regionale per la prevenzione della violenza di genere, vi sono 43 centri antiviolenza, percorsi di presa in carico per i minori testimoni di violenza, inserimento lavorativo, assegnazione di alloggi pubblici e sostegno al reddito per le donne accolte nella rete di protezione. È inoltre attivo un servizio permanente di formazione capillare per gli operatori dei 47 pronto soccorso del Veneto. Gli indici di copertura sono nettamente superiori alla media nazionale, informano dalla Regione, ma non sempre le vittime si rivolgono a noi per chiedere aiuto. C'è paura, c'è forse uno stigma a volte anche, insomma dobbiamo noi cercare di far superare queste paure, fare avvicinare i punti d'ascolto sempre di più e qui gli sportelli, i punti d'ascolto e di informazione sono molto importanti, la comunicazione a 360 gradi, ma credo poi che noi dobbiamo far sì che le donne si sentano protette, accompagnate, quindi sanno di iniziare un percorso e di poter insomma alla fine uscirne da questo percorso di sofferenza.